Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando ha rapito un balcone, vedenamente, mentre arracquate in rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spandete calze e reggipetto. Vostro marito Cosimo Pellecchia è veramente un uomo fortunato. Che bella mogliettina s'ha trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio di sopportare lo marito che st'età. Come? Vivete solo per i fiori. Signora, mi facete un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, o coraggio di sopportare, non marite che st'età. Signora, ma ha detto il portiere che voi strimbellate la chitarra, per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento, una suonatella al giorno, davvero un grandiletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo Pellecchia, oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto ed è contento, mentre voi solfeggiate sol so fa. Mo capisci che ho fatto come va? Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio di sopportare non marite che st'età. Certo, la vita è dura e in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore e tutti i giorni per vi sollevare arriva un professore e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio di sopportare non marite che st'età. Signor, scusate, se un giorno per combinazione il professore non si può mai sapere mancasse alla lezione, fatemi solo un segno là, là, il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio di sopportare non marite e che st'età.